Forza Italia in giunta con un esponente agrigentino. Marco Zambuto racconta i suoi primi giorni da assessore nella giunta Musumeci. Il dialetto è un patrimonio da tramandare e insegnare nelle scuole. Movimenti di calciomercato in Casacragas. Il presidente della SEAP Di Giacomo si candida a dirigere la federazione regionale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Agrigento ha finalmente un assessore in giunta. Marco Zambuto racconta i suoi primi giorni da esponente del governo regionale e il Partito Azzurro ha anche una nuova guida nella provincia agrigentina. Chiusa l'era Giambrone si apre quella di Margherita La Roccarovolo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole, oggi un incontro qui con la stampa per dire un po' lo stato di salute di Forza Italia, alla luce anche delle nuove nomine che ci sono state, che vede appunto come rappresentante di punta del nostro territorio Marco Zambuto con l'assessorato agli enti locali. Esattamente, Forza Italia è in perfetta salute, non risente del Covid e sta cercando di dare sul territorio risposte adeguate alle esigenze di questo territorio con figure chiave anche nell'amministrazione regionale. Lei diceva bene, l'assessore Zambuto è l'assessore agli enti locali nominato da qualche giorno ed è un assessore in capo a Forza Italia, è stato un sindaco, quindi per le sue competenze di amministratore sicuramente saprà amministrare l'assessorato e saprà essere una risorsa per il territorio di Agrigento. Assieme all'assessore Zambuto, con molta umiltà dico, ci sono io come deputato, ma c'è l'onorevole Gallo, quindi il valore che Forza Italia e da cui trae origine Forza Italia Agrigentina è la presenza di due onorevoli in assemblea regionale e una schiera, un gruppo di amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali che stanno lavorando ognuno nei propri territori, amministrando bene e nello stesso tempo facendo crescere il gruppo. E poi ci sono le donne, io voglio sottolinearlo da donna, voglio sottolineare questo aspetto. Da un lato abbiamo la coordinatrice di Azzurro Donna che è la dottoressa, l'avvocato Antonietta Testone, la dottoressa Testone, e dall'altro lato abbiamo anche, e che è stata candidata con noi alle scorse regionali, la preside Marino. È ovvio che voglio sottolineare la figura delle donne perché solitamente le donne sono quelle più schive ad entrare in politica, ad occuparsi di politica, spesso si abdica a questo ruolo e lo si lascia agli uomini. Ecco, con loro e insieme a loro stiamo lavorando per poter non solo lavorare in questo senso, aggregare quante più donne possibili e il Covid ci ha soltanto impedito di girare per i territori. Noi ci auguriamo che questa pandemia cessi il prima possibile da un lato per non avere ancora tutti questi positivi e tutte queste restrizioni ovviamente, quindi sperando nell'eliminare il virus, ma dall'altro lato l'auspicio è di poter subito metterci al lavoro in maniera fattiva, in maniera diciamo così, non lavorando sempre da remoto ma in presenza, proprio per girare tutti i territori dell'Agrigentino e aggregare quante più persone possibili, perché una forza di moderati io credo che sia una forza oggi fortemente richiesta. Tantissime sono le persone che non vogliono gli eccessi e vedono invece in una forza di centro la forza per avvicinarsi alla politica. Noi siamo qui, oggi vuole essere questo un segnale, quindi altro non ho da aggiungere se non un buon lavoro a me, va bene, ma soprattutto un grazie a loro perché in questa mia nomina io sono certa che l'onorevole Gallo è stato determinante, ringrazio l'onorevole Miccichè per avermi individuata come commissario provinciale, ma ringrazio tutti gli amici e le amiche che in questo momento mi stanno sostenendo e con cui sono pronta a lavorare da subito, immediatamente. Anche perché incombono due appuntamenti importanti, sono le elezioni comunali, tra i tanti cito Favara e Porto Empedocle.
Sicuramente intanto le amministrative ammesso che si facciano entro giugno e quindi questo pandemia permettendo, ma al di là della pandemia noi dobbiamo lavorare proprio per essere presenti in questi territori. C'è anche Canicattì e poi ci sono piccoli comuni, ricordo anche il mio Montevago, si vota anche a Montevago, San Biagio, sono tantissimi comuni che vanno al voto. A questo appuntamento Forza Italia si farà trovare coesa, compatta, forte, preparata e con la capacità di coinvolgere, di aggregare e di avere grossi risultati. Un momento importante oggi che segna il rilancio di Forza Italia con la presenza dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, entrata in Forza Italia. È stata un'operazione fatta dal presidente Micciche dove ha investito sulla Margherita Ruvolo, che è una persona per bene, presidente della Commissione Sanità, dove si sta dedicando realmente per questo territorio. Ovviamente sono felice e Forza Italia si rilancia in maniera forte e coesa. Anche con la presenza di uno istituzionale di Marco Zambuto come assessore agli enti locali, è importante per Agrigento, sta cominciando a dare le prime risposte, ha incontrato il sindaco per eventuali fondi al centro storico. Mi auguro che faccia bene Marco Zambuto, ha scelto il presidente Micciche, concordato col piacere del presidente Musumeci. Mi auguro che per questa città possa fare qualcosa per questa provincia e per questa regione con il cuore, essendo che è stato sindaco e l'esperienza che ha la possa mettere a frutto per tutto quello che deve fare. Anche la presenza dell'avvocato Testone come rappresentante regionale del Movimento Forza Italia delle Donne è importante per la nostra città. È importante coinvolgere tutte le ragazze, tutte le donne per fare politica e non delegare solo a noi maschi che molto probabilmente non facciamo tanto bene quanto possono fare loro. Marco Zambuto, presente a questo incontro oggi di Forza Italia, rappresenta il territorio agrigentino con la nomina assessore agli enti locali, una nomina importante che già sta dando i primi frutti con un incontro che lei ha avuto con il sindaco Micciche su delle risorse che potrebbero arrivare per la nostra città, quindi un esempio importante, fattivo di un impegno serio nel nostro territorio per il futuro della città, ma non solo, anche a respiro regionale. Assolutamente sì, un impegno a servizio della Sicilia, dei siciliani e chiaramente avendo il cuore della nostra città un impegno particolare anche per Agrigento. Siamo riusciti a trovare delle risorse, a sbloccare delle risorse che riusciremo a portare ad Agrigento e rappresentano un segnale chiaramente di attenzione del governo regionale, del Parlamento regionale nei confronti del territorio. Da parte mia c'è tutto l'impegno a servire con onore la nostra terra, in un momento che è assolutamente difficile, rispetto al quale ci attendono alcune sfide. Le sfide sono quelle relative a una riforma della pubblica amministrazione siciliana, nel senso della semplificazione, per riuscire a sbloccare l'economia. Dobbiamo riuscire a dare certezza del diritto, certezza alle risposte, alle iniziative economiche dei privati. Tante iniziative economiche di privati che però si fermano dinanzi alla burocrazia, dinanzi a pastoie burocratiche e che frenano quindi un'economia che già di per sé è asfittica e ha numerosi problemi. Accanto a questa importante riforma sulla quale stiamo lavorando, una riorganizzazione degli uffici regionali per ridare motivazione e soprattutto anche lì per riuscire a dare servizi al territorio, alle comunità e ai comuni. Questo lavoro lo dobbiamo fare insieme con i sindacati, con tutte le sigle sindacali, questo lavoro lo dobbiamo fare in raccordo anche con i comuni. I comuni hanno sofferto, soprattutto in queste fasi, in questa stagione, una condizione economica e sociale veramente difficile. C'è da parte nostra una volontà di cooperare insieme, siamo nel momento della riprogrammazione di fondi comunitari per riuscire a dare ai comuni e ai territori quelle opportunità di sviluppo attraverso i fondi comunitari che sono fondamentali per ridare una prospettiva
secondo una visione e un disegno di sviluppo alla nostra terra. Assessore, si andrà a votare per via del Covid? Questa è la domanda che in tanti fanno nella prossima primavera. Ecco, quale potrebbe essere il vostro indirizzo anche in raccordo con il Presidente Musumeci? A oggi l'indirizzo del Governo è quello di confermare tutte le elezioni che ci saranno. È chiaro che c'è da parte nostra la grandissima attenzione a quello che sarà l'evoluzione della situazione sanitaria, quindi avendo sempre gli occhi puntati sul dato epidemiologico valuteremo la situazione, però a oggi diciamo che tutte le elezioni sono confermate. La Sicilia resta l'unica regione rossa d'Italia, anche se in compagnia della provincia autonoma di Bolzano, e lo sarà fino al 31 gennaio, quando poi si valuterà se sarà necessario addolcire le misure, prolungarle o addirittura inasprirle, se la curva dei contagi da coronavirus non dovesse scendere. Da domani invece la Lombardia tornerà arancione. Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, in Sicilia il valore medio dell'indice di contagio RT è salito da 1,27, peggio di noi solo 1,38 solo il Molise, regione che conta la metà degli abitanti di Palermo e una media di 50 infezioni al giorno. L'oscillazione settimanale dell'RT ha toccato un picco massimo di 1,31 e un livello minimo di 1,23, dato quest'ultimo più alto d'Italia. Secondo i parametri complessivi, all'isola spetterebbe la zona arancione, ma così come chiesto dal Presidente Nello Musumeci al Governo, per 2 settimane saranno in vigore le regole più dure della zona rossa. Tanto più se si considera che a confronto con il precedente monitoraggio l'RT siciliano è in evidente peggioramento. Il rapporto positivi tamponi sfiora il 30%. Musumeci è pressato da più parti. Comprendo, ci sono tante categorie che lo stanno facendo, anche qualcuno che giustamente ha lamentato azioni deprecabili che si sono svolte per esempio in provincia di Ragusa. Il piano della vaccinazione è un piano nazionale, è stato approvato dal Parlamento con una risoluzione e deve seguire quell'ordine in maniera tassativa, nel senso che chi non lo rispetta ne risponde sia in sede disciplinare che ovviamente nelle ulteriori eventuali sedi. Quello che mi preme dire è che ci sono tante fragilità che non sono state considerate nella fase 1 e la Regione ha condiviso quelle decisioni, le ha rappresentate al Governo nazionale, ma la questione delle questioni è l'approvvigionamento dei vaccini. Quindi noi manteniamo l'auspicio che il Governo nazionale riesca a fare valere forte la voce dell'Italia davanti agli altri Stati dell'Unione Europea e che si valutino tutti gli altri vaccini, perché quando apriamo i giornali di oggi e leggiamo che anche la speranza di AstraZeneca presenta dei ritardi, ci si chiede perché degli ulteriori vaccini come quello cinese o quello russo, lo Sputnik, non debbano poter essere utilizzati, ovviamente se sicuri. La gente vuole uscire da questa fase di emergenza e vede nel vaccino uno dei mezzi più importanti per riuscire a farlo. Per avere una spennata di contagi, chiederete più controlli per strada, un lockdown diverso? Ma io intanto penso che dobbiamo essere molto soddisfatti dei primi giorni di misure, perché se abbiamo anticipato di una settimana con la richiesta del Presidente Musumeci quello che questa settimana si sarebbe verificato, vuol dire che offriamo a tutti gli operatori la possibilità di ripartire prima. Poi valuteremo anche nella giornata di oggi se sia necessario in alcune aree territoriali in modo specifico, non certamente su tutto il territorio della Regione, valutare qualche misura aggiuntiva. Però devo dire che i cittadini rispondono bene, il calo della mobilità è evidente, la curva della pressione sulle strutture ospedaliere ci evidenzia anche una retta significativa e questo ci fa ben sperare per i prossimi giorni. Assessore, da domani la Sicilia potrebbe essere l'unica regione a rimanere in rosso? No, perché c'è almeno un'altra regione, c'è almeno la provincia autonoma di Bolzano e non deve spaventarci il fatto
detto che si possa decidere di fare un'ulteriore settimana in zona rossa, dovrebbe più preoccuparci che pochi comportamenti individuali rischiano di pesare sulla vita di tanti, e allora non smetto mai di dire che è importante che ciascuno faccia la sua parte, perché abbiamo bisogno di recuperare in maniera significativa. Poi guardiamo dentro i dati, e se guardiamo dentro i dati vediamo che c'è una capacità di diagnosi della nostra regione che è più forte di altre, perché a fronte di un numero crescente di soggetti positivi la occupazione delle strutture ospedaliere continua ad essere moderata. Ma le restrizioni della zona rossa stanno dando gli effetti desiderati? Io vedo un segnale positivo nella pressione sulle zone di emergenza. È stato il campanello d'allarme dei mesi scorsi, non si vedono file incolonnate, così come si vede da parte degli operatori un grado di attenzione per il crescere dei contagi, ma anche di una capacità di gestione di questi. Sono indici molto positivi. Il Presidente della Regione incontra i vertici delle Camere di Commercio siciliane sulle prospettive di sviluppo dell'isola. L'obiettivo, spiega Nello Musumeci, è elaborare un modello di sviluppo per i prossimi 20 anni che metta la Sicilia al centro del bacino euro-afro-asiatico. Non possiamo più pensare di far crescere il prodotto interno lordo della nostra isola puntando solo sui tradizionali settori produttivi e sul rilancio del turismo. Non basterebbe. Per recuperare la marginalità rispetto al continente europeo dobbiamo lavorare tutti insieme per rendere la nostra regione competitiva nel Mediterraneo ed anche base logistica per le navi che arrivano dal canale di Suez. Nel corso della riunione, a cui ha partecipato anche l'assessore alle attività produttive Mimmo Turano, Musumeci ha ribadito come tra gli obiettivi ai quali guarda il governo regionale ci sia quello di avere un ruolo nella logistica internazionale per consentire alle merci di muoversi con celerità. I lavori che al momento prevedono la realizzazione di 22 postazioni di terapie intensive e 10 di semi-intensive rientrano nell'accordo quadro di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale e stanno interessando il quinto ed il sesto piano del padiglione A. L'importo dei lavori è pari a 3,2 milioni di euro e la conclusione è prevista per il 6 maggio prossimo. Una decina di cantieri in Sicilia per riqualificare parte dell'edilizia sanitaria. Al cervello di Palermo stiamo lavorando per creare decine di nuovi posti letto di terapia intensiva e di semiterapia intensiva. Il cantiere lavora incessantemente e 100 giorni dovrebbero essere sufficienti per poter completare i lavori. L'opera rientra nel pacchetto di interventi di riordino e ristrutturazione degli ospedali dell'isola previsto dal piano emergenza Covid, di cui è responsabile l'ingegnere Tuccio D'Urso, secondo il quale dei 75 progetti definitivi in elenco lo scorso ottobre, ben 48 sono stati resi esecutivi a tempo record. A Palermo i cantieri sono stati avviati anche al pronto soccorso del Civico e ancora al pronto soccorso di Acireale, al Garibaldi Centro e al Garibaldi Inesima di Catania, all'Umberto I di Enna, al Policlinico di Messina e al Sant'Antonio di Trapani. A 53 anni dal terremoto del Belice, la Giunta regionale ha deliberato la destinazione di 10 milioni di euro per contribuire a realizzare quelle infrastrutture che la comunità della Valle del Belice attende da decenni. Il presidente della regione Nello Musumeci spiega: si tratta di uno stanziamento per le popolazioni del Belice che spero possa essere seguito da quelli più copiosi da parte del governo di Roma. Alcune comunità ancora oggi devono affrontare le conseguenze dell'evento sismico avvenuto nel 1968. Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti del social TikTok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica. Così annuncia la stessa autorità intervenuta a seguito della tragica morte della bambina di 10 anni di Palermo, morta soffocata durante una sfida sul social. La bambina aveva diversi profili su Facebook e TikTok e nel telefonino potrebbe essere stato registrato il video degli ultimi
ultimi momenti della sua vita, che sarebbe poi stato trasferito sul social cinese come prova della partecipazione alla sfida, all'assurda gara, la cosiddetta Blackout Challenge. Impazza tra i ragazzi che si sfidano a chi riesce di più stringendosi attorno alla gola una cintura. Allora, indubbiamente emulazione, e soprattutto c'è quella che è una diseducazione all'utilizzo di questi strumenti. Quindi io mi sento infatti di dire che il problema non sia semplicemente TikTok, ma siano in generale tutti i new media, quindi tutti i social e tutto, anche YouTube per esempio, anche Telegram, che non rientra spesso in considerazione come social, ma io lo ritengo tale. Quindi sicuramente una disinformazione non soltanto da parte dei più giovani, ma anche e soprattutto da parte degli adulti, verso un utilizzo assolutamente scorretto proprio dei social. Tra i commenti più a caldo c'è stato un demonizzare, quasi incolpare i genitori. Sì, infatti questo fatto mi dispiace assolutamente, perché di fronte a una tragedia del genere nessuno dovrebbe puntare il dito verso qualcun altro, ma ritengo che dovrebbe puntarlo soprattutto verso se stesso, perché oggi più che mai siamo chiamati ognuno a fare la propria parte, genitori non, istituzioni non, quindi tutti coinvolti e tutti verso un unico fine, che è appunto quello dell'educazione e del rispetto verso se stessi e verso gli altri. Sul web soprattutto. Quali potrebbero essere quindi i limiti da dover dare a questi ragazzi che si approcciano in un mondo pieno di insidie come quello di internet? Ma innanzitutto, prima di affidare un telefono in mano a un minore, perché già questo avviene all'età di 8 anni, innanzitutto prima di quindi affidarlo bisogna conoscere sicuramente lo strumento, quindi soltanto attraverso una conoscenza dello strumento e dunque dei fenomeni che ruotano e girano intorno a questi strumenti, noi possiamo avere una chiara prevenzione di cosa si può e non si può fare in rete. Ogni cambiamento apporta sicuramente degli stravolgimenti, quindi lo ha fatto la televisione, lo continuano a fare i media. Chiaramente è la relazione che cambia, quindi da passiva ad attiva. Noi abbiamo una relazione attiva sui social, ed è lì comunque che ogni cambiamento ha bisogno di un confronto e di un supporto, e io credo che gli adulti devono capire che adesso è il tempo di imparare, ecco, di cambiare il registro di comunicazione e sicuramente ritornare sui banchi ad imparare quello che non sanno, quindi l'educazione nei new media. Orge a pagamento nel casolare di Monreale, emergono altre retroscena dall'inchiesta sul pagamento di giro di prostituzione minorile che sarebbe stato gestito dai titolari di un'agenzia di moda di Palermo. C'è il servizio. Orge dietro compensi nel casolare di Monreale, a Palermo. L'inchiesta sul presunto giro di prostituzione minorile che sarebbe stato gestito dai titolari di un'agenzia di moda, la Vanity Models Management, è tutt'altro che chiusa. A parlarne approfonditamente sono i colleghi di Palermo Today. Altre giovani modelle infatti si stanno facendo avanti nel testimoniare quanto subito, e la procura sta vagliando i loro racconti. Finora sono 5 le ragazzine individuate, ma come si era capito sin dall'inizio è probabile che le vittime siano molte di più, e non solo. Di Palermo, dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP Fabio Pilato, con cui sono finiti in carcere Francesco Pampa e Massimiliano Vicari, emergono anche incontri a luci rosse a Monreale, rapporti di gruppo in una casa di campagna con un uomo grande che mi faceva schifo, come ha raccontato la giovane che ha fatto scattare l'indagine, il fascicolo che ha portato anche ai domiciliari Filippo Giardi. È passato intanto dal procuratore aggiunto Anna Maria Picozzi, che ora si occupa di reati finanziari, alla collega Laura Vaccaro, che segue le fasce deboli e coordina quindi l'inchiesta assieme al sostituto Sergio Mistretta. In questi giorni, anche per via dell'eco mediatico che ha avuto la vicenda, diverse giovani si sono fatte avanti per raccontare le loro storie. Anche loro sarebbero infatti finite nella rete degli indagati e avrebbero venduto
venduto i loro corpi in cambio di denaro. La giovane modella, che, sostenuta dalla madre, ha denunciato di essere stata sfruttata sessualmente da Pampa e Bicari da quando aveva appena 15 anni. Sul conto del primo addetto, lui non mi diceva esattamente che dovevo stare con qualcuno o con un suo amico, me lo faceva capire. Io a volte chiedevo a Fra se con noi ci sgubbava, ma Fra diceva che non era vero. Le aspiranti modelle avrebbero ricevuto 50 euro a prestazione, ma i titolari dell'agenzia percepivano qualcosa per la loro presunta mediazione con i clienti. E quanto, se è così, è uno dei punti che l'inchiesta dovrà ancora e presto chiarire. La ragazzina ha poi parlato delle orge a pagamento che si sarebbero consumate con un 50enne di Monreale, appuntamenti che secondo l'accusa sarebbero stati organizzati da Pampa. Ricordo che in questa casa vicino a Monreale c'era molto freddo, avevamo una stufetta, lui era grande, cioè mi faceva schifo, una pancia gigante, troppi peli, una voce rauca, alto, denti bruttissimi, sporchi, ma non so bene, io non li baciavo mai, ha spiegato ancora. Le regole erano che non mi dovevano toccare dietro, non li baciavo e non mi dovevano toccare la faccia, e ha anche indicato più o meno dove si trovasse l'immobile. La giovane modella poi ha raccontato cosa sarebbe accaduto nel casolare. La prima volta che ci sono andata c'era anche un'altra ragazza, ammette. Prima lei stava con quest'uomo e io con Fra, anche perché lei lo conosceva quest'uomo, c'era già stata, poi ci invertivamo. Non eravamo nella stessa stanza, anche se la casa era piccola, chiaramente cominciavamo a bere, poi lo facevamo. Fra finiva subito, era come svuotarsi. Fra finiva e entrava a controllare se l'altra ragazza e quell'uomo avessero finito, o chiedeva all'uomo se voleva continuare con me. La giovane in lacrime ha successivamente riconosciuto in foto l'uomo di Monreale. Piango, ha detto agli inquirenti, perché ho riconosciuto quello di Monreale e quello rappresentato in questa foto, sono certa. La squadra mobile ha quindi avviato degli accertamenti ed è riuscita ad individuare non solo il cliente, ma anche la casa di campagna in cui sarebbero avvenuti gli incontri sessuali a pagamento. Il 3 marzo Pampa chiamava l'uomo di Monreale: ascolta, vedi, oggi se vuoi possiamo cenare insieme. Lui: quante persone siamo? Così mi organizzo. 4 persone siamo. L'uomo diceva di non poter confermare in quel momento, ma Pampa sottolineava: oggi c'è una bella, cioè oggi è fantastico, capito? I poliziotti, anche attraverso questo tipo di telefonate dell'indagato, lo hanno seguito, sono poi riusciti ad individuare la casa di campagna di cui ha parlato nel dettaglio la ragazzina. Il sindaco di Montallegro, Caterina Scalia, ci ha ripensato e ha rinunciato all'ipotesi di dimissioni. Adesso però rischia la sfiducia. Il primo cittadino ieri ha dovuto incassare l'addio del suo vice Francesco Schembri, già sostituito con Salvatore Iati. Lunedì pomeriggio intanto il Consiglio Comunale è convocato per discutere la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco da 4 consiglieri. Per la rimozione servono 7 voti. La posizione appare molto traballante. Licata, una pattuglia della polizia stradale di Gela impegnata in un posto di blocco ha imposto l'alta a una Fiat Panda sorpresa in violazione del codice della strada. Il conducente, invece fuggito, è stato inseguito. Durante la fuga ha speronato l'auto della polizia e poi, dopo una corsa rocambolesca e pericolosa, è stato bloccato. Si tratta di un uomo di 34 anni di Licata che si è giustificato così: non ho la patente di guida perché mi è stata revocata, ho voluto evitare sanzioni. È stato arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale e per danneggiamento. Prima ha provocato, imboccando contromano la bretella che conduce al viadotto Moranti, l'incidente stradale, e poi ha provato a convincere il conducente dell'Audi a non chiamare le forze dell'ordine. Oltre a disfarsi di un misterioso involucro, l'immigrato avrebbe anche tentato di allontanarsi, così come avrebbe fatto, ma questo dettaglio non risultava essere chiarissimo, un altro uomo che era a bordo della Matiz. A sbattere nella corsia di marcia che va da Porto Empedocle verso Agrigento sono stati
spostate a mezzogiorno di ieri una Matiz da EV guidata da un marocchino 35enne che ha imboccato la strada contromano e un Audi A4 a bordo della quale viaggiava una famiglia agrigentina. L'impatto frontale è avvenuto all'altezza di una curva. Degli accertamenti sulle autovetture coinvolte nel sinistro, oltre che dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, si stanno occupando i carabinieri della radiomobile della compagnia di Agrigento. L'automobilista marocchino è risultato essere in possesso di patente di guida del suo Stato, patente sulla quale ancora ieri pomeriggio risultano essere in corso accertamenti verifiche da parte dei carabinieri. L'autovettura era invece priva di polizza assicurativa, ma c'è di più, perché quella macchina non è chiaro come fosse venuta nella disponibilità e possesso dell'automobilista marocchino. All'immigrato verrà elevata la salatissima sanzione per la mancanza di assicurazione e verosimilmente gli verrà anche ritirata la patente di guida. Gli agenti della sezione infortunistica stradale di Agrigento hanno ritrovato una Fiat Fiorino di proprietà di un anziano rubata nel centro di Casteltermini. È successo il ritrovamento nel quartiere di Fontanelle. Qui alcuni ragazzi del quartiere hanno notato la vettura con le chiavi ancora inserite nel quadro di accensione ed hanno tentato pericolosamente di mettere in moto il mezzo. Per fortuna qualcuno alla vista di quella scena ha chiamato il comando della municipale. In pochi attimi gli agenti hanno raggiunto il luogo indicato, evitando il peggio. Dopo un controllo con la banca dati, la scoperta che l'autovettura era stata rubata nel centro della montagna agrigentina. Sono state avviate le indagini per cercare di risalire all'identità dei malviventi e sono in corso accertamenti per verificare se l'auto è stata utilizzata per qualche azione delinquenziale prima di liberarsene. Mariamico ringrazia il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingò, e il comandante del centro anticrimine e natura, tenente colonnello Vincenzo Castronovo, per aver ricevuto il gradito dono del calendario CITIS 2021. Mariamico, come dovrebbe fare ogni singolo cittadino, da sempre affida e condivide le sue battaglie a tutela del territorio con tutte le forze garanti della giustizia. Un rapporto di fiducia che rende orgogliosa e lusinga Mariamico. Spazio al dialetto siciliano, diventato patrimonio linguistico da promuovere anche nelle scuole. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta lo scorso 17 gennaio l'8ª giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, indetta dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, meglio conosciuta con la sigla UNPLI. In quella giornata l'Accademia della Lingua Siciliana ha invitato gli appassionati della lingua e i siciliani tutti a vedere il video pubblicato sui social e di condividerlo, che illustra con semplici consigli diramati dalla stessa Accademia per evitare gli errori grossolani quando si scrive in siciliano. Ricordiamo per l'occasione che la legge regionale siciliana del 6 maggio 81, numero 85, prevede l'insegnamento del siciliano nelle scuole. Un'ora alla settimana dovrebbe essere dedicata alla nostra lingua. I futuri cittadini d'Europa dovranno anche studiare, oltre alle lingue straniere, la via originaria dei discorsi e dei ragionamenti della Sicilia e del suo passato. La decisione maturò in coincidenza con la ricorrenza delle celebrazioni dello Statuto siciliano il 18 maggio del 2018. Nonostante l'assessore La Galla abbia mostrato più volte l'intenzione di attuare la legge del 2011 numero 9, al momento non sembra ci sia stata una reale diffusione della stessa negli istituti scolastici. Ma intanto ascoltiamo i 6 consigli dell'Accademia della Lingua Siciliana. Questo organismo appena nasciuto vuole dare i primi 6 consigli per evitare errori quando si scrive in siciliano. Vediamo quali sono. Consiglio numero 1. È sempre meglio scrivere la forma sana degli articoli determinativi. Se si volesse usare chi da accursata, l'apostrofo sarà mettere un negativo alla consonante. Metterlo dopo è un errore grave. Consiglio numero 2. A meno che non si volesse scrivere dei propositi in dialetto locale, sanno evitare scritture secondo le pronunce dialettali locali. Consiglio numero 3. Quando una parola comincia con B o G, duci, non c'è bisogno di scriverla a doppia. Consiglio numero 4. Alla stessa maniera non c'è di bisogno di scrivere doppie le consonanti iniziali quando, dovute a fenomeni fonetici, si pronunciano doppie. Consiglio numero 5. In siciliano non ci sono parole che finiscono con O e non accentate.
Consiglio numero 6. Seppur in certi luoghi la D si pronuncia R, quando si va a scrivere, tutti l'avessimo a scrivere D. È una giornata triste per la comunità di Comitini. Se n'è andato all'età di 85 anni il più volte sindaco, nonché vice sindaco e anche consigliere comunale Calogero Biancucci. È stato il protagonista principale in ambito politico della oggi città, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Il sindaco Nino Contino ha espresso il suo cordoglio. Ci ha lasciato un grande uomo, una persona per bene, che ha speso anni della sua vita per servire la nostra gente e il nostro paese. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Giorno 27, appuntamento telematico, la giornata della memoria quest'anno sarà sul web. Arturo Cantella. Si svolgerà il prossimo 27 gennaio la giornata mondiale della memoria per non dimenticare. Anche quest'anno l'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone organizzerà l'evento come da tradizione. Solitamente gli anni scorsi si svolgeva al Teatro San Francesco di Favara con la ricca partecipazione di alunni professori delle scuole di Favara e le istituzioni locali, ma quest'anno per via della pandemia l'evento si svolgerà ugualmente via streaming. Il saluto sarà portato dal primo cittadino di Favara, il sindaco Anna Alba, quindi il presidente dell'associazione Partigiani Carmelo Castronovo, Carmela Marrone, e del direttivo Marrone, Angelo Lauricella, presidente provinciale dell'ANPI, presenterà Giuseppe Moscato, un'edizione che non poteva mancare, come afferma Rosario Manganella, presidente dell'Istituto Marrone. In effetti è così, dopo 4 anni, questo sarebbe comunque il 5° anno, che noi organizziamo assieme all'ANPI la settimana della memoria. Badate bene, lo dico ai nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento, non la giornata della memoria, non un giorno soltanto, ma addirittura un'intera settimana, coinvolgendo tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Favara, 7 istituti in pratica. Abbiamo organizzato questa manifestazione perché vogliamo che la memoria sia sempre presente e che le nuove generazioni abbiano l'opportunità di conoscere che cosa sia stata la Shoah, che cosa è stato il fascismo, che cosa è stato il nazismo. Purtroppo quest'anno ci troviamo in una situazione pandemica che non ci consente di poter fare un'intera settimana, perché l'ultima giornata lo facevamo all'interno del teatro di San Francesco, quindi con una popolazione scolastica abbastanza ampia. Adesso questo non ci è permesso, però non volevamo interrompere una continuità che finora c'è sempre stata. Allora abbiamo pensato di ricorrere ad una giornata sola intanto, il 27, anche se è in itinere anche l'idea di fare un'altra giornata da dedicare alle scuole che lo vogliono fare in una trentina di minuti, per poter meglio ancora sviluppare il tema della Shoah. Ma se questo non dovesse essere possibile, anche perché adesso da domenica saremo in zona rossa e quindi probabilmente non lo possiamo fare, faremo soltanto questa con la giornata del 27, con la presenza di ogni istituto scolastico che rappresenterà in maniera autonoma una propria unità didattica di una decina di minuti, sperando che nel 2022 possiamo di nuovo riprendere con forza questa idea della settimana della memoria. Calcio, prospettive di ripresa e movimenti di calciomercato dell'Acragas. Carmelo Lentini. Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 gennaio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile prossimo, adottando nuove misure per il contenimento del contagio sino al 5 marzo. Il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, mostra grande cautela, ma tutto dipende dagli sviluppi della pandemia. In questi ultimi giorni ha dichiarato, è inutile negarlo, a noi sta a cuore la salute di tutti i nostri sportivi, ma per poter riuscire ci dovremo attenere alle disposizioni che ci verranno comunicate
dai protocolli federali. Quanto prima penso di convocare tutte le società dilettantistiche del territorio siciliano per valutare la ripresa delle attività. È nella mia intenzione fare terminare regolarmente l'attuale stagione a costo che possa succedere entro il prossimo mese di giugno. Tutto dipende dalle decisioni nazionali che verranno adottate nelle prime settimane del prossimo mese di febbraio. Ed in questi mesi di forzato stop la società dell'Agragas non è rimasta ferma al palo e i calciatori, pur nelle loro città di residenza, hanno continuato ad allenarsi in maniera individuale seguendo i consigli del tecnico Francesco Di Gaetano. Nel mentre la società ha continuato il proprio cammino, pescando nel calciomercato diversi calciatori come l'attaccante gambiano Sario Seccan, il promettente centrocampista centrale Andrea Meta, classe 2002 ma è un ritorno in società, ma c'è anche la possibilità che diversi atleti in organico possano cambiare casacca approdando in Serie D. Tra questi l'attuale portiere Compagno, che ha giurato però amore incondizionato all'Agragas, ed il giovane difensore agrigentino esterno Alessio Mannina, richiesto con insistenza dal Cittanova. Per quest'ultimo al momento nulla di concreto, ma le sirene della D sembrano essere molto allettanti per un'ulteriore esperienza in categoria superiore. Il presidente della SEAP Dalli Cardillo Aragona è candidato alla presidenza della Federazione Italiana Pallavolo Siciliana per il quadriennio 2021-2023. Arturo Cantella. Tra un mese si svolgeranno le elezioni per comporre il board che guiderà il Comitato Regionale Siciliano FIPAV Pallavolo nel quadriennio 2021-2024, in programma il prossimo 28 febbraio nell'ambito dell'Assemblea Periferica Ordinaria FIPAV Sicilia. Tra i candidati che hanno deciso di scendere in campo e di partecipare all'elezione c'è anche l'agrigentino Nino Di Giacomo, che vuole portare una ventata di rinnovamento all'interno della Pallavolo Sicilia, coinvolgendo in particolare i club siciliani. L'elezione ci sarà sicuro perché il CONI ha diramato una circolare in questi giorni che proprio ci comunica che il giorno 28 ci sarà la regolare assemblea autorizzata dal governo per disputare proprio questa assemblea. Sarà il giorno 28 a Palermo. Ho iniziato già da tempo a girare per lungo e a largo anche con delle call conference con i vari territori. La mia candidatura è la novità assoluta nel mondo della pallavolo, perché un presidente di società non si era mai candidato per rappresentare le società, quindi la mia è una candidatura di cambiamento, è una opportunità che do a tutte le società, perché voglio mettere proprio al centro dell'attenzione le società e la pallavolo. Si parlerà solo ed esclusivamente di pallavolo. La mia candidatura proprio è stata dettata dall'esigenza di mettere le società al centro del nostro movimento, perché purtroppo nei vari anni ci sono stati dei candidati che nulla avevano a che fare con proprio il mondo delle società. Io l'ho definita la casta che faceva attorno a loro un cerchio magico e che nessuno era mai riuscito a scalfire questa casta. Io mi auguro che le società siano con me per sviluppare un processo di innovazione del nostro mondo, perché uscire dalla pandemia così come siamo sicuramente non andremo da nessuna parte, quindi le mie proposte sono innovative e sono per rilanciare la pallavolo con un dialogo costante, con una qualificazione dei vari settori che
ci sono attorno al nostro movimento, quindi innovazione, dialogo, queste sono proprio le basi per un rilancio della pallavolo, iniziando dai bambini, dai giovani, dal reclutamento e dalla ristrutturazione dei campionati e da iniziare a fare un discorso di marketing per il brand Sicilia per far sì di reperire risorse per investirle proprio sul nostro movimento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.